Guardiamo Andrea. Eccoci. Siamo live, Andrea mi dai l'ok che siamo live, non ho visto nessun pollice alto, ecco sì, siamo live, intanto fra poco arriverà anche Mr. Landi e Maestro Felice, siamo qua con Gianluca Ghirardo, tecnico del Montello. Udino, tu avevi voglia di fare una domanda al tecnico? È una partita tesissima comunque, si arriva a quella che potrebbe essere potenzialmente una finale, quindi una finale da giocare invece in un quarto di finale. Quali sono le sensazioni, mister? Le sensazioni sono positive, come hai detto te giustamente, potrebbe valere la finale, però se vogliamo vincere dobbiamo affrontarli tutti, va bene così e siamo pronti. Una finale anticipata, c'è una certezza, una delle due va a casa stasera e ovviamente voi arrivate qua per arrivare fino in fondo. Ci sono due squadre differenti, nel senso che di qua c'è una squadra giovane, di qua ci sono degli ottimi giovani e ci sono anche giocatori di grande esperienza, però bisogna anche saperli tenere a freno. Sì, è una gestione, ma sono ragazzi che prima di essere giocatori esperti eccetera sono delle ottime persone che ci sono messi a disposizione e sono un esempio anche per i più giovani e consigliano anche i più giovani in certe situazioni, in tutto quello che concerne lo sviluppo del gioco, dell'allenamento e tutto quanto, insomma. Grazie mister, in bocca al lupo, ti lasciamo andare dai tuoi ragazzi per gli ultimi dettami. Udino, vediamo se arriva anche Landi, il tecnico della Maestra Felice, una Maestra Felice che, se andiamo a leggere la formazione, ha tantissimi giocatori 2007-2008, è la squadra B, però è una società che insomma vanta una grande tradizione giovanile, una tradizione che ha unito nell'estate Mestre e Fenice, un unico polo, insomma l'unione fa la forza. Sì, da sempre nel panorama della regione Veneto Mestre Fenice a livello giovanile ha sempre rappresentato un esempio molto importante, lo vedremo anche oggi con un sacco di ragazzi, la squadra B appunto, vedremo se saprà tirar fuori ciò che sta facendo in campionato, una grandissima annata finora, secondi appunto proprio dietro al Montello. Si sta caricando anche con le luci, lo vediamo. Sì, una bella bottega che va piano piano a riempirsi, lo abbiamo già detto col tecnico del Montello, veramente una finale anticipata. Già si sono scontrate le due squadre che giocano nel girone B, C2 vinse il Montello per 4-1, però quella di oggi è una partita diversa, una partita secca. Chi vince domenica alle 16:30 affronterà lo Yeswork Valley, giusto, no? Quindi abbiamo già la prima semifinale che è quella tra Arzignano e il Nativitas che poco fa ha vinto. Potrebbe essere, anzi sarà sicuramente una semifinale da girone A e una semifinale da girone B, perché appunto tra poco vedremo due squadre che occupano nel secondo girone di C2 del Veneto. Sì, gli schieramenti appunto, come hai detto tu Test, hanno visto questo sorteggio, quindi vedremo quale tra le due contendenti che scendono in campo adesso si giocherà il posto contro l'Arzignano, per andare appunto contro l'Arzignano e poi conquistare quella che sarà la finale. Vabbè, ci sono i riti da espletare e noi dopo gli tireremo le orecchie a Mr. Landi. Da parte di scherzi, la Maestra Fenice è andata anzitempo con un bel po' di anticipo, insomma, negli spogliatoi. Vabbè, non importa, chissà, magari sarà proprio Landi a raccontarci a fine partita come è andata proprio la sfida. Eccolo qua, Mr. Landi che sta arrivando, eccolo, lo chiamiamo. Mister! Eccolo, in extremis, qua in mezzo, proprio in extremis, stavamo dicendo adesso andiamo a mangiare, invece sei arrivato tu, mangeremo più tardi. No, la cena. A parte gli scherzi, una squadra giovane che ha tanta voglia di fare, che tanto ha ben fatto fino adesso, che continua insomma quello che è Mestre Fenice a livello giovanile. Sì, i ragazzi stanno facendo una bella esperienza, era una cosa su cui puntavamo non tanto a livello risultato quanto a livello formativo. Per il momento stiamo ottenendo risultati, ma soprattutto stiamo ottenendo formazione con delle difficoltà che diversamente probabilmente non avremmo incontrato fino a qui, e questo sicuramente alla lunga porterà dei benefici a questi ragazzi che tanto bene stanno lavorando. Udino, tra l'altro una prima squadra che anche là davanti, Tudino a 2, cosa vuoi chiedere a Mr. Landi? Sì, di fronte a voi, buonasera mister, trovate il Montello, squadra molto attrezzata, soprattutto in avanti,
come pensa di opporsi e se la impensierisce il fatto che il Montello abbia segnato addirittura 97 gol finora, fin qui in campionato, ce li avete proprio davanti a voi e se siete pronti e come avete lavorato anche a livello difensivo? Ma diciamo che il Montello è attrezzato un po' ovunque perché pure di dietro De Crescenzo non è che sia l'ultimo arrivato, insomma Leandrino, Bertoni, Coppa, insomma sono giocatori importanti, sono giocatori che non serve presentare qui oggi, sono giocatori che conosciamo tutti quanti. Noi ripeto è un'esperienza formativa, poi è chiaro che quando sei in gioco si gioca, non è che siamo... Parlerà al campo. Parla al campo, l'abbiamo preparata al meglio come possiamo e cerchiamo di fare il massimo. Allora Grazie mister, in bocca al lupo, buona partita, poi vedremo se saremo qua di nuovo col sorriso o comunque il sorriso ci sarà sempre perché come hai detto bene tu è un ulteriore passo di crescita formativa per i tuoi ragazzi. In bocca al lupo a mister Landi e con questa chiusura vi diamo appuntamento tra una decina di minuti per l'ultimo quarto di finale tra Montello e Mestre Fenice e chi vince? Vincerà il migliore, restate con noi. Notte, a dopo, ciao.
diretta dalla Belbote Arena, nuovamente qui live Stefano Testoni e Udino Baggio per raccontarvi l'ultimo quarto di finale, quella che, come abbiamo detto in apertura nell'intervista a pregare con il mister, potrebbe essere anche, anzi è come una finale anticipata. Montello Futsal primo in classifica nel girone B con 44 punti contro la Mestre Fenice dei giovani di mister Landi, secondi con 39 punti, una chiusura di giornata con il botto. Udino. Sì, una grande attesa per questa partita, appunto potrebbe valere come una finale, ma ce la ritroviamo qui alla Belbote ai quarti e la vincente andrà a giocarsi la finale contro l'Arzignano, due squadre appunto che si equivalgono. Il Montello, una grande squadra sotto tutti i punti di vista, con i 97 gol fatti e solo i 32 subiti, al primo posto meritato in classifica del girone A di Serie C2. Il Montello che ha subito 32 gol in campionato, ma la Mestre ne ha subiti 21, ancora meglio, e gli attacchi, praticamente il primo attacco e la seconda difesa, il secondo attacco e la prima difesa, è un partitone. È un incrocio perfetto per un partitone, per una grande partita. In Coppa entrambe le squadre prime a 6 punti. Il Montello adesso stanno entrando in campo. Entrano in campo, tra l'altro, come diceva il buon Michele Di Giambattista fuori onda, la Mestre Fenice per vincere, alzare la Coppa e per cercare anche la promozione deve giocare con tutti i giocatori under 21, quindi insomma a maggior ragione, anche se di under 21 ce ne sono pochi, perché sono 2007, 2008, 2005, ecco, forse c'è Oreggi. E adesso però prima ci sarà ancora una volta un minuto di silenzio per ricordare Aldo Agroppi, indimenticato giocatore del Torino. Il fischio del primo direttore di gara Nicolai Bozzolone, la stazione di Treviso, continuato da Elena Soranzo, sezione, anzi Bozzolone di Verona è la Soranzo di Treviso. Ora le squadre sono in campo, si danno il 5 i capitani. Per la Mestre Fenice numero 12 Tommaso Zanotto, invece per il Montello c'è Daniele Zoppas, che tra l'altro è uno dei fondatori della formazione nata nella primavera del 2020. Ringraziamo la ditta stampa del Montello per tutte le info che ci ha dato. Adesso invece con la regia di Futsal Veneto TV, mentre scorrono le immagini della squadra, vediamo le grafiche con i quintetti di partenza. A giocare in casa quest'oggi c'è una delle favorite, insomma il Montello Futsal 2020 di mister Gianluca Ghirardo. Aspettiamo la grafica per andare a raccontarvi chi saranno i primi 5 a scendere in campo delle due formazioni. Intanto si salutano tutti quelli che saranno i protagonisti in campo di questa accesissima sfida che chiude la prima giornata di quarti finale della Belbote Arena. Domenica le semifinali, Arzignano e Nativita Serie 14 alle 16:30, il Valli affronterà una di queste due squadre. Intanto a copertura larga del Belbote Arena per la terza stagione consecutiva, teatro di questa bellissima manifestazione. Montello intanto in completo azzurro, eccolo qui il quintetto con De Crescenzo, Bertoni, Leandregno, Callegaro e Panzera nel roster di partenza di Gianluca Ghirardo, che è a disposizione in panchina. Zoppas, Virago Mion, Virago, Fornasier, Facine e Casagrande. La Mestre Fenice invece di mister Gianluca Landi schiera nel quintetto di partenza il capitano Zanotto tra i pali, Puleo, Mignola, Origgi e Palma invece i 4 giocatori di movimento. Intanto arriva il fischio di direttore di gara, il signor Bozzolone di Verona. In panca a disposizione Tavella, Boi, Simeon, Pettenò, Mignola, Gueriento e Bergamo. Come detto prima, insomma, un Montello, l'ho detto anche il tecnico Landi, un Montello che ha dalla sua giocatori di assoluta esperienza, e manca tra l'altro il capitano Francesco Coppe, purtroppo infortunato.
Sì, tantissima esperienza, tanta qualità, soprattutto con questa esperienza portata alla formazione del Montello, uno tra tutti Bertoni, assolutamente ex Serie A. Possiamo godere in questa partita. Intanto subito vicino al vantaggio con il tiro del più giovane Andrea Panziera, un giovane di talento che ha già messo a segno 14 gol in campionato. Si prende comunque il corner, c'è stata una deviazione della difesa veneziana, il tiro intanto qui del numero 14 Callegaro che finisce alto e dà la possibilità al capitano Zanotto di fare ripartire l'azione dei suoi. Mestre Fenice, che ha appunto una squadra B, la prima squadra, occupa il gradino più alto del girone A della Serie 2 Elite, un girone davvero tosto con Mantova in coabitazione al primo posto, poi Sporting Alta Marca che salutiamo, società importante, panorama del futsal Veneto. Attenzione a Leandrigno che tra l'altro tra le varie categorie, anche se ha qui l'ottima giocata di Leandrigno, palla per Bertoni, la giocata, poi il pallone che viene fermato lì in scivolata, una prudenza importante di Matteo Riggi che va a salvare subito i suoi. Sì, molto bravo Matteo Riggi, lo rivediamo qui subito a fermare Leandrigno che dopo aver fatto il primo dribbling ha scaricato su Bertoni e poi non è riuscito conseguentemente a mettere in rete il pallone e quindi può ripartire la Mestre Fenice. Intanto il tiro anche alto di Callegaro, prova ad uscire la Mestre Fenice, recupera palla comunque il Montello con Leandrino che impegna ancora una volta Tommaso Zanotto. Subito pericoloso Leandrino, lo rivediamo ancora, controlla la palla con la suola, se la sposta sul sinistro, va subito alla conclusione. Bravissimo qui ancora Zanotto che a tu per tu dice di no a Panziera, può ripartire Mestre Fenice, non riesce però nello spunto giusto Riggi, perché è bravo il numero 14 Callegaro. Intanto qui vediamo l'ottimo intervento ancora di Zanotto, subito protagonista con un paio di parate importanti, il giovane portiere maglia numero 12 e anche capitano della giovane formazione di mister Landi, secondo in classifica nel girone B di C2, nonostante la giovanissima età. Se prima avevo parlato di Bacac, un giovane che gioca, anche questi oggi potevano fare il torneo della Befana giovanile, invece sono qui che si giocano un posto in semifinale di Coppa Veneto. Sì, è un significato anche di quello di cui stavamo parlando prima, una grande attenzione sempre da parte della società di Mestre Fenice per il settore giovanile che riesce sempre a tirar fuori dei grandi talenti, e anche qui oggi vedremo questi ragazzi molto giovani ma sicuramente molto bravi tecnicamente, dei futuri talenti, potremmo dirlo. Intanto Leandrigno gioca palla per Bertoni che scarica di potenza in due tempi, però Zanotto si prende il pallone, poi rilancia lungo per il compagno di squadra, l'assolato con il tunnel di Franceschini. Puleo a dare ordine all'azione offensiva, palla avanti per Palma che si gira, c'è De Crescenzo per prendersi il pallone, poi ripartire ora da Panziera, la formazione del Montello. Tra l'altro ricordiamo che la Mestre Fenice non avrà nessun giocatore con la maglia sopra il 21 perché appunto sono tutti quanti sotto categoria, quindi non c'è alcun problema. Ricordiamo che attenzione qui il rischio, recupera palla Panziera, Bertoni, deve sempre esserci un giovane, tanto scarico potente sì, di non si accorge Jim qui. Bertoni. Non si accorge qui Palma che era stato servito dal portiere. Il capitano Zanotto non si accorge, quindi può ripartire il Montello. Intanto ancora Leandrigno, palla della giocata di Leandrigno che poi però viene portato all'errore da Puleo. L'ultimo tocco di Leandrigno, quindi si ripartirà dal fondo con il rinvio di Zanotto. E io ne approfitto anche per ricordare a tutti la partecipazione, la collaborazione che ringraziamo la giocata, però torniamo in live qui, bravo Bertoni a fermare Origi, vai pure Udi. Sì, stavamo appunto ringraziando Roploz, partner tecnico, per la collaborazione alla diretta assieme a Futsal Veneto TV, quindi restate con noi per l'arco di questa partita e godetevi le emozioni dalla Bel Botè. Callegaro intanto per Panziera,
una fretta la formazione di mister Ghirardo. Leandrigno sulla corsia di sinistra, Leandrigno alza la testa, cambia lato, serve Bertoni che va sul fondo da Panziera, statonato, Panziera si gira sul fottuto e poi viene fermato in corner da Franceschini. Tanto primo cambio dentro Bergamo a prendere il posto il numero 5 Palma. Attenzione Leandrigno che si gira, il pallone resta lì, poi viene bloccato sia le gambe di Zanotto che rilancia lungo con la testa, mette giù. Era Bergamo mi sembra, poi Puleo vince un rimpallo, fa scorrere fuori il pallone Origi, c'era proprio Bergamo, quindi laterale con Origi per Puleo. Rivediamo ancora qui, riceve palle, si gira in un fazzoletto in un secondo Leandrigno. Non male Leandrigno, deve essere cos'è, un 2004-2005? Adesso ti dico subito. Leandrigno intanto fermato ancora in fallo laterale. Alfonso Leandro, un 86, eccolo qui. 86, sì. Era per prenderti in giro, sì. Bertoni intanto laterale che finisce direttamente sul fondo. Non ero stato concentrato sulle rughe di Leandrigno. 39 quest'anno, e ancora anche lui come Bertoni a fare la differenza. Zanotto intanto. Fenice che fin qui ha cercato numerose volte il lancio lungo. E qui contrasto con la direttrice di gara, la signorina Elena Soranzo di Treviso. C'è da cambiare intanto un pallone, probabilmente non è gonfio il punto giusto. Allora con Cesari sul tavolo dei direttori di gara, Luca Cesari della FIGC del Veneto, che stabilisce ora il gioco dando palla. Bertoni, servito da Leandrigno, Bertoni viene però fermato, il pallone scivola fuori dal campo, la rimessa laterale è per le Mestre Fenice. C'era stato un errore del direttore di gara che aveva indicato la parte opposta, qui intanto Panziera viene indotto all'errore, è suo l'ultimo tocco del pallone, dunque sarà un laterale in zona d'attacco per la giovane formazione mestrina. Mestre Fenice che in questi primi 7, anzi 8 minuti scoccati ora. Intanto Franceschini, doppio parata invietente di De Crescenzo, palla lunga per Leandrigno fermato dal recupero tempestivo della difesa, palla in mezzo dove non arriva nessun compagno, allora sarà laterale per la formazione ospite quest'oggi. Sempre pericolosissimo Leandrigno, mette sempre giù il pallone con una facilità incredibile, dotato di una grande tecnica, riesce sempre ad impensierire. Tanto palla di Bergamo troppo profonda per Origi, capisci tu, quando De Crescenzo, maglia numero 12 per il portiere del Montello, che esce dalla propria porta, si prende il pallone e qui poteva sfruttare meglio la giovane squadra di mister Landi. L'occasione era buona quella per andare a dar fastidio a un fin qui inoperoso De Crescenzo. Leandrigno intanto fermato in laterale. Sempre nel vivo del gioco, 9 minuti, ancora nessuna occasione nitida, forse prima sul tiro di Leandrigno. Palla in mezzo, sfila via, ancora laterale per la squadra di mister Ghirardo. C'è Bertoni che lascia l'incombenza della battuta di questo out, ancora Leandrigno, Bertoni. Abbiamo visto poco fa inquadrato anche l'allenatore Landi, che ha parlato prima ai microfoni della Futsal Veneto TV, sostenendo quanto fosse grato di essere arrivato fin qui e di quanto sia orgoglioso già di questi ragazzi che stiano dando il massimo. E vediamo adesso c'è Bergamo che va a trovare un corner, deve distendersi in angolo De Crescenzo. Sono giovani, ma arriviamo tanto al rappido del tiro di Bergamo, ma hanno, come si suol dire, la cazzimma. Sì, hanno quella spensieratezza probabilmente data la giovane età e anche la voglia di mettersi in mostra in questo palcoscenico. Intanto è entrato con il numero 11 Guariento, giocatore al prima stagione in maglia Mestre Fenice, lui che arriva da Pressana, si fa 6 giorni a settimana di treno per andare a fare gli allenamenti in quel di Mestre, Pressana, provincia di Verona. Proprio Guariento
che gioca il pallone dietro per mi pare il numero 7 Franceschini, ancora Guariento, che chiama in causa ora Puleo. Guariento, palla lunga, troppo però alta e profonda per il compagno di squadra, dunque ripartirà ancora De Crescenzo dalla sua area. 10 minuti intanto, sempre 0-0, un paio di parate di Crescenzo, un paio di girate di Leandrigno, insomma partita che sta comunque regalando emozioni anche se manca il gol. Sì, non è ancora entrata nel vivo la partita, adesso le due squadre. Veloce tanto Franceschini sul lato, De Crescenzo ancora in due tempi, poi esce dai pali per investire una azione offensiva, viene fermato senza fallo, scivolata pulita, tocco pulito, non riesce però a mantenere il possesso perché lo ha già recuperato il Montello. Bertoni E qui ha rischiato anche un po' il portiere del Montello. sì. Zanotto intanto comodo per Guariento, giro palla lato, ancora però Mestre Fenice che staziona proprio a metà campo, poi palla lunga ora per il numero 7, ha rischiato di commettere fallo. C'è un fallo combinato ai danni di Panziera. Mi sento di sbugiardare il direttore di gara perché forse, ma neanche gioco pericoloso, perché comunque ha fischiato il fallo, dovrebbe essere cumulativo, se non erro. Se non è cumulativo allora ha ragione lei che era un fallo, un gioco pericoloso, una punizione per la Mestre Fenice. Se non viene ravvisato il fallo, dunque punizione di seconda già battuta, con la Mestre Fenice che prova a dimostrare una nuova azione offensiva. Ha ribattuto il tiro di Bui, la palla però resta lì, non riesce a tenerla in campo Bergamo, laterale Montello. Sì, partita ancora abbastanza spenta, rivediamo adesso. No, allora era fallo per il Montello. È andato a richiamare Nicolas Bozzolon di Verona, infatti è stato appena segnato il fallo. Tanto se la ridono mister Landi con l'addetto al tabellone di sponda Montello. L'importante è che la partita non si accenda se non in fatto di sportività. Qui tanto Panziera, fermato Panziera, si riprende il pallone e poi viene fischiato fallo. Beh, anche qui ho qualcosa da ridire, vediamo un attimo il replay, va via si Panziera. sono un po' abbracciati, però insomma non mi sembrava fallo. Più sia accaduto, Sì. che un po' avesse perso l'equilibrio. Quindi il gol è arrivato, non è stato ovviamente convalidato perché c'era stato anche il fischio del direttore di gara Elena Soranzo, la sezione di Treviso. Resta immutato il parziale 0-0, 13-20 giocati. È stata anche un'ottima giocata tra l'altro di un giovane. Sì, Panziera è andato via molto bene, poi di fronte al capitano Zanotto era riuscito a metterla in porta, a metterla alle spalle del portiere. Si era giustamente... Tanto un po' di cambi, è rimasto solo Bertoni. Attenzione alla ripartenza cercata di Puleo che invita Bui, deve però fermarsi, numero 2, palla per Guariento, giro palla Mestre Fenice, difende molto bene il Montello, si era subito ristabilita nel 4 difensivo la formazione di mister Ghirardo che ha mandato in campo con il 21 Mion, attenzione mi pare con il 13 Francesco Virago e poi mi sembra di vedere Mattia Casagrande con la maglia numero 11, sì, proprio qui sulla nostra postazione, uno degli ultimi arrivati in casa Montello nel mercato invernale assieme a Francesco Bencivenga che però oggi non è nei 12 di mister Ghirardo in distinta. Sì, dalla parte del Montello abbiamo come statistiche realizzative Leandrigno con 7 gol segnati, adesso come hai appena detto tu è entrato anche Mion che ha un gol segnato, dalla parte opposta invece il 2001 Virago. Bertoni dalla sua metà campo apre per Leonardo Mion che serve ancora Bertoni fermato da Bergamo, si sbracciano i due, De Crescenzo ancora per Bertoni che fa girare palla verso Casagrande che torna dietro da Francesco Virago. Mion
tiene possesso palla la formazione di Ghirardo, qui recupera palla Guariento, una possibile 3 contro 2 Guariento carica il sinistro, un tiro però si è fatto velocire. Sì, si è fatto un giro dallo spazio, ha fatto anche bene, però pecca nella conclusione. Sì, ha una buona spinta, palla al piede, numero 11 Guariento in questa occasione non ha fatto la scelta più intelligente, però comunque entrambe le squadre restano in partita. Quando siamo esattamente a metà del primo tempo vige ancora lo 0-0. Non è entrato che Formasier per il Montello, dunque è tutto cambiato il quartetto di movimento di mister Ghirardo per il Montello Futsal. Formazione, come detto, giovane, nata nella primavera del 2020, un'escalation veloce dalla D alla C2 con vittorie di Coppa e campionato. Attenzione, adesso è uscito rischiando qualcosa. Ha rischiato non poco, qui intanto no, sì, aveva dato la rimessa per il Montello, poi si è subito corretto il direttore di gara. Guariento intanto invita alla cavalcata il numero 2 Geremia Bui, 9 gol in campionato per lui. Sì, Bui anche primo marcatore in Coppa con 4 gol, quindi sicuramente da temere. Sta tentando numerose volte la Mestre Fenice la palla di prima a mezza altezza, a cercare il varco giusto, e vedremo se continuerà con l'utilizzo di questa tattica. Zanotto intanto lungo con la testa, però Mion ferma tutto quanto, costretto a dare indietro. C'è il fallo, il terzo fallo, intanto lo ha calciato da dietro, lo ha visto benissimo il direttore di gara. Mion si prende il terzo fallo, 17 giocati, già 3 falli, non è ancora commesso uno la formazione Mestre Fenice. L'arbitro sta contando, ha rischiato l'infrazione dei 4 secondi il giocatore della Fenice, qui intanto non riesce a ripartire Formasier, ancora un laterale davanti alla nostra postazione. Vi stiamo raccontando questo ultimo quarto di finale della Coppa Veneto di C2 dalla Belbotti Arena di Tombolo. Partita che non si è ancora accesa del tutto, vedremo se arriverà la fiamma decisiva per sbloccare il match. Adesso palla ottimamente giocata, viene fermato Bui, non c'è questa volta il fallo, la possibilità allora con Casagrande. Formasier si ristabilisce però in fase difensiva la Mestre Fenice, dunque deve ripartire da dietro la squadra del Montello. La scivolata di Bergamo ad opporsi alla tentativa di ripartenza di Francesco Virago, che batte l'out dietro verso Casagrande, uno dei volti nuovi della formazione che comanda il girone B di C2. La palla intanto deviata in fallo laterale, l'ultimo a toccare è stato Geremia Bui, lato già battuto per il Montello. Formasier, Casagrande. Diciamo che la Mestre Fenice è brava a ricompattarsi in fase difensiva e aspettare dei palloni buoni per ripartire. Insomma, l'esperienza guarda tutto dalla parte Montello. Sì, dall'altra parte invece troviamo i ragazzi del Mestre Fenice che con grande intensità cercano di non lasciare spazi alla squadra avversaria. Adesso vediamo portapalla al numero 11 Guariento, poi cercava di imbeccarlo Palma, ma trova un avversario. Laterale battuto da Origi, ancora per il numero 5 Palma, che è bravo a giocare di fino e a mantenere vivo il possesso dei suoi. Siamo sulla corsia laterale lontana, con molto mezzo un pallone sotto porta. Palma tocca ma non trova i pali, quindi ancora il Mestre Fenice vicino al vantaggio. Ottima l'azione di Bui qui, che attende, punta l'avversario e dopo alla fine parte, stacca e va sulla laterale lungo. La linea laterale lo stiamo rivedendo proprio adesso, alla fine gli prende quel metro e mezzo che gli basta per mettere il cross in mezzo. Il numero 5 Palma non riesce a concretizzare d'esterno, trova il telone retrostante la porta difesa dal portiere del Montello. Palla è messa in mezzo per la giocata di Matteo Origi,
bravissimo, qui era stato Palma a battere laterale, ma li vediamo in modo velocissimo durante un cambio del Montello. Sì, non ha perso tempo. Sarebbe stata una bella beffa, certo che prendere gol su un cambio nel proprio metà campo non sarebbe stato proprio il massimo in casa Montello, risultato che rimane comunque sempre sullo 0-0 quando siamo entrati nell'ultimo terzo di questo primo tempo, ancora 10 minuti di gioco. Sì, manca l'episodio per sbloccare la partita, vediamo adesso con questo contropiede è fischiato il quarto fallo, deve stare molto attento il Montello perché mancano 10 minuti e potrebbe arrivare il tiro libero. Ancora non è stato chiamato alcun time out, le squadre continuano a studiarsi, il punteggio rimane appunto invariato. Adesso sulla battuta c'è il numero 10 Origi Mestre Fenice, il fischio del tiro di gara. Franceschini, palla avanti per Palma che cercava ancora l'inserimento di Franceschini. Sì, bello questo il corner comunque lo Mestre Fenice. Ha provato ancora il triangolo, non è riuscito. Ancora il tiro, il problema che resta lì la girata e poi Bui che spara fuori, ma c'è stata una deviazione. Mestre Fenice che come un diesel sta uscendo in modo davvero positivo. La partita è comunque ancora lunga, ma un paio di pericoli importanti. Qui intanto ho recuperato un pallone che ha evitato il contropiede di Leandrigno. Mestre Fenice va via il numero 10, poi la palla che resta lì in tiro di Origi, c'è proprio che la deviazione ancora laterale. Mestre Fenice, la rivediamo. Mamma mia, il tiro bello, cosa? Adesso il gol del vantaggio della Mestre Fenice con l'inserimento del numero 10, mi pare sì, il numero 10 Matteo Origi che porta in vantaggio i suoi. Stavo cercando le farfalle che voi arena, ci siamo distratti un attimo, colpa di Alfredo. Attenzione, vediamo il replay e qui si è distratta anche la difesa del Montello perché Origi è entrato da solo e ha messo dentro il gol di un vantaggio meritato. Sì, un gol fin qui meritato, De Crescenzo non può niente, la palla gli passa sotto le gambe e trova il primo gol che sblocca la partita quando mancano 8 minuti al termine del primo tempo. Matteo Origi, il numero 10, e quindi è 1-0 Mestre Fenice. Attenzione per l'apertura sulla sinistra per Leandrigno che va sul fondo, viene fermato da Palma che spara via il pallone, rischiava di fornire un assist al rientrato Andrea Panziera. Montello che ora alzerà i giri del motore, l'ultimo a toccare Fornasier, laterale dunque per la squadra di Mister Landi che è in vantaggio. Palla lunga intanto, Fornasier per la buona guardia, Panziera. Il tocco di pallone che torna a Panziera che lascia comodo per Leandrigno, lo scambio, attenzione ancora Leandrigno, non va a buon fine, laterale, dato Casagrande chiede il cambio. Rientra con il 14 Enrico Callegaro, uno dei 4 partiti nel quintetto. Non è più rientrato Bertoni, ma lo farà tra pochi istanti perché vedo che si è rialzato davanti alla panchina di mister Gianluca Ghirardo. Intanto il tiro fuori di poco. Sì, era partito meglio nei primi 10 minuti il Montello, mettendo e chiudendo nella propria area. La Mestre Fenice poi piano piano è risalita e adesso sembra più in partita, appunto la squadra mestrina è appunto rientrato, come dicevi tu, si stava scaldando, è rientrato anche Bertoni, Leandrigno si sta ricomponendo il quintetto, il quartetto iniziale. Leandrigno, la giocata, c'è tutto il quartetto iniziale, palla per Bertoni che scarica il destro, sono gli stessi 5 di partenza per il Montello, ma la palla è tra le mani di Zanotto che ha 4 secondi per rilanciare, lo fa in malo modo per evitare una posizione di secondo dal limite, non può arrivare sul pallone Mauro Palma e De Crescenzo da fare ripetere l'azione dando Bertoni che scarica a destra per il numero 23 Panziera. Leandrigno sulla corsia di sinistra si accentra per Bertoni che rischia Panziera. Callegaro e Leandrigno. Callegaro. Leandrigno, ancora una girata di Leandrigno, qui ci sono delle proteste, la mano era aperta, sarebbe stata una parata
di un difensore. Vediamo il replay, la girata di Leandrigno, e qui a mano netta. e qui era un rigore sacrosanto. Rigore mancato. Sì. Il numero 2 della Mestre Fenice, Bui, aveva toccato il pallone con la mano. Sì, era un rigore, attenzione, proprio no, era Bergamo quando doveva ripartire. Difficile però non concedere un rigore del genere. Sì, anche perché l'arbitro era proprio qui sotto di noi. Effettivamente sono cose che poi al termine della partita contano e pesano, soprattutto in partite tese come queste ed equilibrate. Leandrino intanto ultimi 4 minuti del primo tempo, avanti 1-0 a Mestre Fenice. Bertoni fermato il suo tiro sulle fallo laterale, forse non ha dato rigore perché la distanza era molto ravvicinata, però il braccio di Bui mi pare era molto aperto. Leandrigno, Sì, era per Bertoni, probabilmente il tiro era anche sullo specchio, la deviazione del braccio ha mandato il tiro in corner o in fallo laterale. ancora Montello però che insiste. Leandrigno la giocata, Zanotto capisce tutto quanto, si prende il pallone e rilancia lungo con De Crescenzo che fa sfilare fuori e inganna Franceschini che non tenta nemmeno un approccio col pallone. Riparte De Crescenzo, facile per Bertoni, fa scorrere il pallone Bertoni, poi a destra apre per Callegaro che va da Leandrigno, partono tutte dal piedi di Leandrigno le azioni importanti della formazione del Montello. Il fantasista, il folletto numero 10 Leandrigno che va a calciare Zanotto in 2 tempi, poi arriva fino al limite dell'area E si fa male alla fine Leandrigno, Leandrigno poi si butta anche a terra, l'esperienza. vengono chiamati i sanitari. Intanto Sì, vediamo. cosa ha combinato Leandrigno? Non siamo riusciti a non vedere. l'ho visto. Si tocca il polpaccio, probabilmente avrà sentito tirare, lo rivediamo ancora nel replay, forse ha messo male. Sì, sembra si sia fatto male da solo. Probabilmente O in si è precedenza di un tiro. stirato, però si rialza in piedi. Speriamo nulla di grave. Vediamo se lo spray magico saprà anche raffreddare i bollenti spiriti del polpaccio di Leandrigno che si autogestisce. Sicuramente in apprensione. Vediamo qui che si è buttato a terra. Sicuramente mister Ghirardo in apprensione per uno dei propri giocatori di maggior qualità. Sì, intanto va fuori, rientra al suo posto con il 21 Mion. 2 minuti scarsi, viene ridato il pallone alla Mestre Fenice, timidi applausi per il gesto sportivo del Montello. In pressing la Fenice ha fatto La rimessa laterale la Mestre Fenice sembrava anche da brava qui, per il però Montello. sicuramente il direttore di gara ha visto meglio di noi, qualche protesta di Bertoni. La panchina del Montello non ha parlato, qui ottima giocata di Bergamo che poi va ad ingannare anche il compagno di squadra che gli dice, proprio si è visto eloquente, stai calmo, vai tranquillo. Grande Sì. giocata che del numero 9 Bergamo. Sì, una bella giocata, una percussione interna. Quando manca solamente un minuto, ora più recupero, vedremo al termine del primo tempo, entra dentro il campo e poi sbaglia l'appoggio per il compagno semplice, va via ancora. La Mestre Fenice, grande dribbling. Intanto è entrato anche Pietro Virago con la maglia numero 26. Rischia il capitano De Crescenzo, il portiere scusate, De Crescenzo in questa palla. Adesso mancano 30 secondi. Ancora 1-0 per il Mestre Fenice. Zanotto arma il destro, lo mette giù ma non riesce a tenerlo in campo Bergamo, laterale, allora forse ultima occasione o quantomeno una delle ultime. Stiamo attenti anche per un direttore di gara, il signor Nicolai Bozzolona di Verona, che tra poco dirà quanto sarà l'entità del recupero. Ci stiamo per entrare, mancano 3 secondi, un minuto di recupero, dunque ancora 60 secondi per cercare il pareggio in casa Montello.
Mestre Fenice invece che cercherà invece di difendere il vantaggio costruito con un ottimo fin qui primo tempo. Intanto Bertoni, Zanotto, la ripartenza veloce da Mestre Fenice con la scivolata pulita senza fallo di Mion, ha fatto bene a far correre il direttore di gara, non c'erano proprio di un fallo, intervento pulito. Grande intervento di Mion qui che ha bloccato un contropiede che poteva essere fondamentale, poteva arrivare al gol di raddoppio. La Mestre Fenice, grande scivolata, E adesso non sentendono i due compagni di squadra del Montello, palla avanti per Bergamo, mette giù il pallone Bergamo, attende il inserimento dei compagni, si tiene lì il pallone Bergamo, va a terra, poi porta giù anche l'avversario. Secondi finali di gioco, probabilmente arriverà il duplice fischio al termine di questa azione che arriva proprio in questo momento. Anzi, prima c'è un fallo cumulativo da assegnare alla Mestre Fenice quando non ci sono più secondi ormai da giocare. Si ripartirà con Zanotto, poi arriverà anche il duplice fischio che aveva fatto continuare il direttore di gara, e arriva qui infatti il duplice fischio che manda il squadra in spogliatoio con la Mestre Fenice avanti 1-0 sul Montello.
Eccoci nuovamente in live, tra poco il secondo tempo, si riparte dall'1-0 firmato Matteo Riggi e saranno 30 minuti sicuramente intensi, Udino. Sì, ci attendono 30 minuti in cui vedremo anche come scenderà in campo la formazione di Mister Ghirardo, che è sotto 1-0 attualmente nel punteggio, e noi vi ricordiamo che gli highlights li trovate sul canale di Roploz, e quindi ringraziamo anche Roploz e Futsal Veneto TV per averci fornito la possibilità di assistere a questi grandi incontri di Final 8, questo weekend lungo che terminerà lunedì con le 2 finali più la Supercoppa. Qui intanto l'errore in disimpegno di un Montello entrato in campo dopo pochi minuti del riposo praticamente, sicuramente è arrivata la cazziata di Mister Ghirardo, come dicevi tu prima, fuori onda. Sono entrati anche quasi subito, dopo 6-7 minuti, i giocatori di Mister Ghirardo, sicuramente appunto per portare più concentrazione in campo. Attenzione, riparte veloce però ancora Origi che mette un pallone sul palo vicino al bis, il destro rasoterra di Origi dalla banda destra, lo rivediamo anche con il replay. È andato via velocissimo, ha scaricato un fulmine sul palo, era battuto il portiere De Crescenzo, sfortunata in questo caso Mestre Fenice. Fa vedere come sia entrato nel secondo tempo con uno spirito intanto aggressivo. scaraventato dalla parte opposta il pallone nel quintetto di ripartenza del Montello, manca però Leandrigno, ricordiamo uscito anzitempo negli ultimi minuti, un po' claudicante, zoppicava, un problema al polpaccio, tutto da solo ha fatto, uno stiramento, uno strappo, chissà, speriamo nulla di grave, anche se sarà penso difficile vederlo in campo. Qui tanto il tiro È in panchina, vedremo se Mister Ghirardo se la sentirà e se anche lui avrà superato. intanto lungo bene, mette giù il pallone Palma che aspetta l'inserimento dei compagni, poi si prende il fallo laterale che verrà battuto da Alberto Puleo qui inquadrato, uno dei tanti giovani, tutti under 21, qua c'è un errore in disimpegno, tutti under 21, ricordiamo come detto in apertura che per far classifiche e comunque ambire alla promozione e alla vittoria della Coppa la squadra B della Mestre Fenice deve giocare con tutti i giovani e al momento sta portando a casa un risultato importante, si sta anche rifacendo della sconfitta per 4-1 nel girone di andata del campionato. Mestre Fenice che insegue a 5 punti di distacco, qui intanto un pallone che termina sul fondo, lo lascerà ancora Zanotto a far ripartire il gioco con le sue mani. Palla comoda, alza però la pressione, recupera il pallone Bertoni apre sulla sinistra per Panziar che viene però fermato, laterale pro Montello, deve alzare il ritmo però la formazione di Mister Ghirardo. Ancora vediamo in possesso palla, sta cercando di entrare nel rombo del Mestre Fenice, la formazione del Montello. In questo caso vediamo la ripartenza da un contropiede, attenzione al tiro e la parata di Crescenzo sul destro di Puleo, altra ghiotta occasione. Sì, Puleo che va via a Bertoni, poi si accentra, prova a cercare il primo palo e scende molto bene De Crescenzo, mette in corner, pericoloso in 2 occasioni il Mestre Fenice. Intanto pronto a rientrare Casagrande al posto di Callegaro, recupera ancora il pallone il Montello, si riparte da Bertoni che va avanti verso Panziera, avanza anche Bertoni che riceve appunto palla allo scarico sul 15 del Montello, l'apertura per Panziera, poi la deviazione importante del numero 10 Origi
bravo anche in fase difensiva a chiudere la diagonale che poteva dare problemi nelle parti Zanotto. Palla dietro per Bertoni. Due squadre che si stanno equivalendo e stanno mantenendo quell'uguaglianza di come avevamo detto prima, una la miglior difesa, una il miglior attacco, e quindi entrambe con grandissime qualità ci stanno offrendo una partita molto equilibrata. Ancora 1-0 per il Mestre Fenice quando sono passati appena 5 minuti nel secondo tempo. Virago intanto cerca di aprire quella diagonale, ma viene ancora fermato il laterale, già battuto, palla per Bertoni che fa partire un destro dalla distanza, fuori specchio però. Allora Zanotto, rilancio lungo per Origi che la tocca a 2 passi da De Crescenzo. Ha scelto di andare di prima Origi, rivediamo il lancio diretto, ha scelto di appunto andare subito alla conclusione, forse avesse anche stoppato il pallone, poteva andare al tiro. Comunque questa è la terza azione pericolosa di una Mestre Fenice che vuole trovare il raddoppio. Vediamo la risposta del Montello, bravo Zanotto, non riesce però a tenere in campo il pallone il giovane capitano mestrino. sì, Corner dunque per la formazione che comanda il girone B di C2. sembra sia entrato in campo più agguerrita la Mestre Fenice rispetto al Montello. Intanto De Crescenzo alza il baricentro, palla servita per Casagrande, si va ancora dietro De Crescenzo, servito da Panziera. De Crescenzo carica il sinistro che termina a lato. Origi, siamo già nella parte opposta del campo, Origi va sul fondo, trova il palo esterno, forse qui pecca un po' di egoismo il giovane Origi. Sì, c'era in mezzo, Poteva darlo prima, c'era Palma. c'era Palma in mezzo e poteva fare un'altra scelta, ha scelto di andare al tiro. Intanto Casagrande è fermato, può distendersi ancora la Mestre Fenice, rischia con il 26 il giovane Pietro Virago. Siamo già nella parte opposta con Panziera che viene fermato da Palma. Ottimo il recupero tempestivo in fase difensiva del numero 5 mestrino, ma è ancora Pietro Virago. Casagrande, Bertoni si accentra, scarico di pallone che resta lì e poi Zanotto dice di no ed esulta con gli applausi anche del pubblico amico. Bertoni intanto dalla parte opposta recupera il pallone, questo è stato uno squillo del Montello. Sì, prova ancora qui Zanotto, ancora in 2 tempi. Un'occasione sempre pronto Zanotto, anche il numero 23 Panziera ha sbagliato lo stop e non è riuscito ad arrivare alla conclusione. Vediamo se la regia ci rimanda il replay. Eccolo qui il tiro di Bertoni, la palla stoppata da Panziera che non riesce a metterla giù correttamente. Era un'ottima occasione questa per il Montello. Intanto De Crescenzo va a fare il quinto di movimento per il Montello che ha fretta di trovare il pareggio. Ancora De Crescenzo, Bertoni, Panziera libero su corsia opposta, c'è una deviazione, dunque resta su anche De Crescenzo, è corner per la formazione del Montello che va a battere con Panziera, palla in mezzo per Casagrande che gira con il sinistro di prima intenzione, calcia a lato, dunque si può ripartire con Zanotto. Bella questa idea, cercare Alfonso, il numero 10, che si stacca e va ad anticipare, poi col sinistro non riesce a trovare l'angolo di tiro e la palla esce alta. Comunque negli ultimi minuti sono aumentate le occasioni del Montello. Bertoni, lo scambio con Mion, ora però è Callegaro. Pietro Virago va profondo su Bertoni che si gira, mette in mezzo un pallone, ancora Zanotto, lo arpiona, fa ripartire i suoi, ma è bravo il Montello a difendersi molto bene. Vince un contrasto Franceschini che va sul fondo della giocata di Franceschini, il tiro e la parata di De Crescenzo. Si erano già praticamente alzati a metà, che giocata di Franceschini, la rivediamo. Grandissimo Franceschini qui con una Veronica che è andato via e poi di fronte a De Crescenzo non è riuscito a mettere a segno il gol che sarebbe valso il 2-0. Comunque una grande azione
Mestre Fenice che si è portato in avanti, si è reso pericoloso in 4-5 occasioni nel corso di questo secondo tempo, quindi sempre rimasto in partita. Si riprende il pallone, Casagrande ha lo spazio per avanzare, serve il numero 21 Mion, il pallone in mezzo ma era già uscito, Zanotto comunque fa ripartire subito l'azione di suoi, una 3 contro 3, la diagonale chiusa in ottimo modo da Casagrande che poi viene aiutato da un passaggio di un compagno, poi però con il sinistro apre in maniera troppo profonda e quando sono passati 10 minuti la Mestre Fenice può ripartire da un fallo laterale dalla parte opposta della tribuna di cui vi stiamo. Numero 9 Bergamo, che era in fuorigioco tra l'altro. Bergamo comunque aveva 2-3 metri di vantaggio, se l'erano persi, è andata bene comunque che poi De Crescenzo ha bloccato senza troppi problemi. Qui ancora Bergamo può ripartire, qui intanto c'è il direttore di gara che aveva dato il vantaggio, invece Elena Soranzo ha fermato forse il giallo non ci stava, certo è che poteva lasciare il vantaggio. Comunque il fallo c'era tutto, Landi è andato a chiedere spiegazioni al direttore di gara. Sì, sicuramente volevano il vantaggio i ragazzi di Landi, anche perché se si sta... Anzi no, era Mion, la giocata di lusso, anche Guariento non riesce però ad arrivare sul pallone, De Crescenzo esce dalla propria area a dare manforte ai propri compagni in fase d'attacco. Casagrande, tanto è rientrato anche con il 14 Callegaro. De Crescenzo che è al secondo anno nella formazione del Montello, che la sa utilizzare un giocatore di movimento con la maglia con il buco. Tanto torna tra i pali De Crescenzo, tanta esperienza alle file del Montello. Bergamo però ferma tutto quanto e riparte. Bergamo chiude bene la diagonale, il numero 14 Callegaro che poi distende dalla parte opposta, serve Casagrande che viene fermato senza fallo, allora c'è Bui che può avanzare, Bui il tiro e la parata ancora di De Crescenzo, è rimasto a terra Callegaro. Quando si distende intanto c'è il cartellino giallo e poi anche il rosso per un componente della panchina, la formazione del Montello. Quando la Mestre Fenice parte fa male. Sì, bravissimo ancora una volta De Crescenzo a scendere di piede in spaccata, a mettere in corner, ma era andato via molto bene Bui con uno strappo fulmineo, era arrivato alla conclusione, è successo parecchie volte fin qui. Tiro smorzato, intanto è entrato in campo anche Marco Faccin, qui Zanotto viene anche aiutato dal rimpallo, allora ancora la Mestre Fenice che può distendersi nuovamente, qui però torna, c'è molta confusione e il risultato comunque quando stiamo per entrare siamo già nel 14° minuto, mancano pochi secondi al numero 14, Mestre Fenice sembra avanti 1-0 con tante occasioni anche per raddoppiare ancora De Crescenzo, dire di no, poi Casagrande ha preso un po' paura. Qui non è stato aiutato dai compagni che non gli hanno dato quella tranquillità di dire stai tranquillo, sei solo. Qui vorrei dire ci sta, abbiamo appena visto, forse voi non l'avete visto, De Crescenzo giustamente lamentarsi con i propri compagni, sono molti ancora per Puleo che non viene fermato in scivolata, l'ultimo a toccare il 3 Mestrino. Sono state appunto numerose le volte in cui i ragazzi del Mestre Fenice sono riusciti ad arrivare alla conclusione e quindi di conseguenza De Crescenzo chiede maggiore attenzione da parte dei propri compagni. Montello, Faccin prova lui a dare la carica ai suoi, va dietro da Callegaro, ancora Faccin, si muove Miono, non riceve il pallone, lo riceve invece Callegaro che gioca vicino per Casagrande, costretto a chiamare in causa anche De Crescenzo che alza il suo baricentro. De Crescenzo il sinistro a giocare in mezzo, palla per Faccin, va sul fondo Mion, scarica e poi Zanotto, attenzione a un 2 contro portiere, attenzione alla Fenice, il gol clamorosamente sbagliato e questa è un'occasione sprecata che può far male. Era una grandissima occasione
da solo il numero 2, Bui la mette in mezzo e arriva al numero 9, Bergamo sì, non riesce. Questa è un'occasione che doveva essere concretizzata, un 2 contro 0 non capita molte volte. Sì, forse è proprio il primo che abbiamo visto anche oggi. Tutto era partito dal numero 12 Tommaso Zanotto, che aveva preso il pallone poi di intelligenza, nonostante la giovane età, non perché bisogna essere stupidi a quell'età lì, voglio dire, però classe 2007, insomma. A dimostrazione appunto di... Ma se è un 2007 vuol dire che ha 17 anni minorenne, giusto? Quindi non possiamo neanche intervistarlo a fine partita perché non possiamo sfruttare il lavoro minorile. Di solito funziona così, no? Avevamo letto anche negli europei di Yamal, che non poteva giocare con la Spagna dopo una certa ora. Faccini intanto, Mestre Fenice che ha sul groppone un gol clamorosamente sbagliato, intanto Sì, non deve disunirsi perché fin qui sono sempre rimasti compatti. bella la palla per il numero 7 Franceschini che però non la tiene in campo. Rientra anche Bertoni e manca sempre meno, mancano 13,5 più recupero eventuale. Ancora nessun time out chiamato. E ancora nessun esito finale dal dischetto, tutte partite finite nei tempi regolamentari. Ricordiamo che nei quarti in semifinale, domani sarà la volta dei quarti finali della C1, in caso di parità si andrà direttamente ai calci di rigore. Lunedì invece nelle finalissime ci potrà essere anche l'eventualità di tempi supplementari. Domani siamo qui di nuovo live dalle 14, la prima sfida vedrà in campo Cosmos 9, il padrone in casa del Futsal Gol. Attenzione a questo tiro mancato, Casagrande fermato da Goriento, poi il Futsal Union Borgo alle 19 metti vicinale si marca Futsal Montebello 1 e alle 21:30 chiuderemo con Futsal Marco Polo Atletico Conegliano, una final 8 di C1 davvero di grande spessore. Era uscito Attenzione però un altro contropiede con Goriento corretto visto, ma dall'altra parte in tiro e ancora De Crescenzo a dire di no. Diciamo che i punti fossero un incontro di box Mestre Fenice, sicuramente 3 voti positivi, però siamo ancora solo sull'1-0. Sì, De Crescenzo sta facendo davvero la differenza, sembra più un Mestre Fenice contro De Crescenzo in questa gara finale. Qui alla Belboté si è fatto sempre trovare pronto. I ragazzi del Mestre Fenice dovrebbero sfruttare tutte, almeno un paio di tutte le occasioni che hanno avuto. Non ne avessero sfruttato anche solo una sarebbero 2-0, invece risultato sempre in bilico. Anche qui Origi non ha voluto credere sul pallone che poi è rimpallato, gli è arrivato di vicino. Attenzione però a Bertoni che carica il destro, trova una deviazione, dunque Montello che cerca di far pressione in fase d'attacco alla giovane retroguardia Mestrina che conduce sempre 1-0. Vediamo il mezzo anche se parliamo di Mestre Fenice, di salutare l'amico Luca Mastro Giovanni, tecnico della prima squadra. Intanto De Crescenzo a scaldare la mano del collega Tommaso Zanotto che alza in corner. Sì, dovesse fare anche un gol De Crescenzo, forse non ci sarebbero dubbi sull'MVP. Fin qui un'ottima gara, soprattutto da parte di Origi con il gol trovato, però numerose le occasioni sbagliate anche da Bergamo con la palla. Bertoni intanto pallone che sfila di poco a lato. Non si era nemmeno buttato il portiere Zanotto. Bertoni ha tentato un tiro anche un po' a giro sul secondo palo, comunque teso, e rivediamo. Zanotto ancora il lancio lungo per Bui che mette giù un pallone in modo impeccabile, lo difende, mantiene il possesso per i suoi che sono però costretti ad indietreggiare, cerca di andare via in velocità ma il campo finisce anche per Puleo. 40/20 qui a Belboté Arena, non siamo sui manti erbosi del calcio che hanno maggior spazio. Bertoni intanto, mancano 10 minuti, poco più, per le speranze del Montello di quantomeno cercare di prolungare la partita. Mi sembra di capire che la tattica adottata dai ragazzi di Mister Landi sia chiaramente quella di attendere il Montello e cercare di ripartire, perché con le ripartenze
sono sempre arrivati alla conclusione. Hanno creato grandi pericoli, ma hanno trovato però un muro che ora prende il pallone. De Crescenzo, nella fattispecie, l'errore di Bertoni e poi a porta vuota calciato da casa sua, mi sembra Geremia Buni, il numero 2, ha fatto bene, ci ha provato, però non ha colpito bene il pallone. Intanto c'è mister Ghirardo che chiama il time out. Sì, aveva anche probabilmente il tempo il numero 3 che era andato alla conclusione, Puleo, la porta era sguarnita. Andiamo ad ascoltare mister Ghirardo, il time out. Passaggio, secondo, questo si sposta in mezzo, questo risale un attimo, palla dentro e questo può fare quello che vuole, o qua o fuori, ok? D'accordo? Però Se loro sono 2-2. sì, se loro Ragazzi, se loro sono 2-2, uno viene qua e fa la bronda, deve andare qua e Che ho qua. fatto però oggi lì sbagliato il passaggio, è quello. uno viene in mezzo, ehi, se sono così, uno viene in mezzo, la palla qua e questo va giù, ok? Ci sono col 2-2, però questo lo deve andare sempre sul secondo palo, quello dall'altra parte. Vai! 1-0 sul Futsal Montello, si riparte sempre con De Crescenzo in campo, ma già nella metacampo avversaria, con Bertoni che supera ora la linea di metacampo. Fornasier Bertoni, De Crescenzo. Mi sembra di capire che Leandrigno a questo punto, come avevamo già anticipato, non lo vedremo più in campo, perde sicuramente qualità lì davanti. Il Montello con uno degli uomini chiave aveva impensierito numerose volte la porta difesa da Mestre Fenice dal numero 12 Zanotto. Qui intanto l'errore in disimpegno di De Crescenzo che favorisce il laterale per la Mestre Fenice. Ottima la palla per Franceschini che si gira, Franceschini va sul lato lontano, poi si ferma, chiama in causa anche il numero 3 Puleo che vince un contrasto e la palla resta ancora lì, poi arriva un fallo di confusione combinato ai danni del Mestre Fenice, secondo fallo della formazione di mister Landi, già battuta la punizione, 23 minuti, 7 ancora da giocare. Bertoni, Fornasier, cambia lato per Casagrande, ancora De Crescenzo non si alza, ora proveranno in 4 a dar fastidio a Panziera. Deve fare comunque attenzione il Montello perché abbiamo visto attenzione, però qui Casagrande per la corrente, Bertoni deve fare molta attenzione. È mancato solo il gol comunque in questo secondo tempo, il gol del raddoppio per il Fenice, perché Soprattutto il gol del raddoppio perché Zanotto molto meno utilizzato nel senso fase difensiva, anche se un paio di interventi li ha fatti anche lui, dai, va detto, perché ogni tanto ci si dimentica anche quando una squadra è in vantaggio, però un paio di interventi importanti li ha fatti. Bertoni intanto per Fornasier, De Crescenzo ora si fa vedere, Bertoni però non gli concede il pallone, lo fa in questo momento aprendo sulla destra per il suo portiere che cambia lato verso Panziera. Bertoni ancora, 6 minuti da giocare, sono un'eternità, qui intanto il pallone che resta lì, gli viene tolto dalle mani, viene fermato, palla per Bertoni, ancora il tiro riparato. è successo Volevano prima il fallo di retropassaggio, poi un fallo perché Zanotto nella ripartenza è stato fermato. Vediamo con il replay. Qui intanto c'è stato un retropassaggio, si è presa anche una manata e poi c'era la gamba tesa del giocatore del Montello, ecco perché si sono arrabbiati quelli della Mestre Fenice. C'è un giallo per un dirigente mestrino. Diciamo che abbiamo capito poco anche noi, quindi possiamo lasciarla passare. Ci poteva forse stare che tra l'altro Zanotto ha anche rischiato di perdere le mani sul calcione di un compagno. Sì, c'è stata la parata, poi il calcio sulle mani appunto del portiere, richiamato il tocco di retropassaggio, poi c'è stato un ulteriore calcio lì in mezzo all'area vagante da parte di un giocatore del Montello. Attenzione
alla diagonale chiusa, tra l'altro va ripetuto anche fin qui 4 partite corrette, qualche episodio che si può contestare, forse manca un rigore nel primo tempo. Qui intanto si prende il giallo, mi pare Fornasier, numero 7, per un fallo su Riggi. Chissà, quel rigore potrebbe anche costare caro, quel mancato rigore, insomma, visto da qui. Sì, partite... Visto da qui, visto con il replay anche, e noi in questo momento possiamo fare da sala bar, non da bar. Ci manca solo una birretta, ma possiamo sì commentare. Rivediamo ancora una volta qui quanto è successo. Qui c'è stato il tocco del compagno, volevano poi la gamba alta a fermare il gioco, che attenzione, bravo qui Panziera, c'è il fallo, arriva anche il cartellino giallo, penso per il numero 3 Puleo, mi sembra di vedere il 3, sì, proprio lui Puleo che si gira, secondo fallo, partita che si innervosisce ma non diventa comunque cattiva. Sì, un cartellino giallo speso bene perché evita la ripartenza del veloce Panziera. Un giallo sì da entrambe le parti, e abbiamo assistito fin qui a una partita non violenta, con la giusta intensità, ma mai senza sportività, quindi vedremo, anche perché il risultato più passa il tempo più gli animi si scaldano. Già, il Montello deve pareggiare, la Mestre Fenice deve difendere, cercare il raddoppio, palla intanto rubata, attenzione, questo potrebbe essere il momento buono, Franceschini ha perso il momento giusto per andare a calciare a porta vuota, recupera il Montello, palla avanti già per Panziera, siamo già dalla parte opposta del campo, Fornasier attende che Bertoni sistemi la sua squadra. Bertoni apre a destra per Panziera, il giovane numero 23, 14 gol per lui in campionato, costretto agli straordinari da indietro a Callegaro. Fornasier, chiamato addirittura in causa anche De Crescenzo, che alza il baricentro, poi però resta nella sua metà campo, meno di 3 minuti, ecco che avanza anche De Crescenzo, il portiere gaucho della formazione del Montello, che perde il pallone, scivolata senza fallo, anche questa è senza fallo, concede soltanto il corner. Sta rischiando parecchio il Montello, ma deve rischiare, perché come diceva il buon Lucio Solazzi, allenatore arziano scudettato, a cui mando un forte abbraccio, perdere 1-0, perdere 10-0, sempre hai perso. Sì, tanto vale tentarle tutte e provare a tenere sempre il portiere in movimento, come stanno facendo ormai da una quindicina di minuti a questa parte. Partita che resta bloccata sullo stesso risultato dall'inizio. Andiamo qui! Golasso di Geremia Bui che va a togliere le ragnatele dall'incrocio dei pali, un gol fantascientifico, che emozione, ci ha praticamente svegliato da un momento di torpore, perché non arrivava questo gol, un gol fantastico, lo rivediamo, aveva appena aperto lo spazio sul sinistro e poi ha trovato l'angolo perfetto, 2-0 e Mestre Fenice a 1 minuto e manciata di secondi vicinissima alla semifinale con il Valli. Sì, per fare gol a questo De Crescenzo è servita una grandissima azione solitaria di Bui, che è andato via e poi ha scaricato un pallone col sinistro all'incrocio dei pali, imparabile per De Crescenzo questa. Intanto c'è proprio il fallo di Bui, e c'è anche il cartellino rosso per un dirigente della Mestre Fenice che viene accompagnato fuori, il quarto fallo, manca ancora il finale, però direi che 2 hanno segnato, però il secondo gol è stato un capolavoro. Sì, è stato assolutamente un gol inventato, vale la pena di una card Roploz. Vediamo perché ancora lunga, punizione intanto 30 secondi, punizione con Bertoni, vediamo se calciare direttamente in porta, il fischio, Bertoni lo schema, ancora palla per Bertoni, fa sfidare verso il numero 14, perso il Callegaro. Bertoni la rivoleva, infatti si lamenta, anche sconsolato. Con la testa Bertoni non riesce a servire Leonardo Mion, e siamo nel recupero, vediamo il direttore di gara
2 minuti lo ha gridato a gran voce, allora 120 secondi prima di vedere la gioia sicuramente in casa Mestre Fenice, che possiamo dirlo? Ha meritato quanto visto fin qui. E ha anche trovato la scommessa vincente di Udino Baggio, perché aveva detto mamma cosa ha sbagliato, allora, se sbagli questo vuol dire che la Mestre Fenice deve andare in semifinale. Va detto che nel fuori onda Udino Baggio ha detto io scommetto su Mestre Fenice. Bravo Udino, qualcosa capisci anche tu, dai, possiamo dirlo. Credevo in questi ragazzi, credevo nella qualità e nella voglia di questi ragazzi. Si è alzato anche sconsolato Leandrino dalla panchina, è più tornato in campo, l'importante è per lui che possa tornare protagonista in campionato che ripartirà la prossima settimana con il girone di ritorno. 2-0 qui, palla alta, ultimo minuto, siamo ai titoli di coda in una prima giornata che ha regalato grandi emozioni e direi anche ha confermato anche magari le attese della vigilia. Forse, attenzione, seguiamo questa azione, forse la sorpresa è lo Yes Work Valley, che a livello di classifica non era proprio messo bene, però al tempo stesso va detto che insomma in Coppa i Chiogiotti sono di un'altra categoria e quindi insomma abbiamo delle semifinali domenica sicuramente importanti. Sì, l'hanno sottolineato anche i ragazzi che abbiamo interessato prima, i gemelli Boscolo, di quanto effettivamente in queste occasioni ci sia la voglia da parte di tutti di conseguenza di tirar fuori qualcosa in più, e quindi Yes Work Valley si è imposto, ma grandissimo merito da fare anche alla Mestre Fenice, che oggi non solo ha portato a casa fin qui questo 2-0, ma anche è andato moltissime volte ad impensierire il portiere avversario. Il triplice fischio che manda la Mestre Fenice alla semifinale derby con lo Yes Work Valley. C'è sconforto tra i voti del Montello, ma vanno gli applausi meritati alla giovane squadra di Mister Landi. Allora io direi che andiamo a premiare il golasso che ha fatto gridare e sbraitare le nostre corde vocali. Intanto ringraziamo anche il press del Pieruzza, sempre presente qui in pole position. Grazie, ci vediamo già domani con le semifinali quarti di finale della C1. Si partirà alle 14 con Cosmos 9 Futsal Godego. Ricordiamo invece che domenica la prima semifinale 14 Arzignano contro Nativitas, poi 16:30 ci sarà Valli Mestre Fenice e lo spettacolo del futsal continuerà sempre qui live della Tombolo della Bendote Arena. Andiamo giù a intervistare i ragazzi. Alla ricerca di bui, nascosto nel buio dei compagni. Michele, ci senti? Siamo sempre live? Abbiamo bisogno di bui. Siamo live, sì, non possiamo parlare. Intanto la festa, vieni qua Geremia, voi non passate qua davanti, complimenti. Dobbiamo fare veloce perché sennò è sfruttamento minorile del lavoro, perché quando è che fai 18 anni? Tra 2 anni. Tra 2 anni, che boccia zio Billy, mi sento tanto Scambiamo la faccia allora. Ma intanto Vediamo questo premio di MVP, arriva meritato. Dobbiamo ovviamente scegliere tra te o Riggi, però quello che hai fatto, da dove ti è venuto? Non so, sono felice della vittoria della squadra e sono anche contento che è arrivato il gol, perché era una partita molto importante. Ma che gol, direi anche, Io credo fossero, anche se è ben tenuta assolutamente la Belboté, credo fossero anni che non si vedesse una ragnatela proprio tolta da lì. Comunque avete meritato di vincere
avete giocato bene il secondo tempo e sicuramente la prossima partita adesso che vi aspetta non sarà facile, ma credo che vogliate questa finale, no? Sì, la partita era molto difficile, l'abbiamo preparata bene non avendo neanche tanto tempo e ho fatto gol anche con il mio piede debole, diciamo, quindi sono ancora più contento di questa vittoria. Ma l'hai voluto? Cioè, ce lo possiamo dire adesso qua tra noi, hai proprio cercato quell'angolino o essendo il piede debole hai detto tiro e è andata dove è andata? Tiro e dove è andata. Va bene, dai, Poi grande. scusami, c'è anche il onestà. mister, ma con sti giovani se festeggia a cola lanciata, cioè non si può festeggiare con birra e vino. Con me sì, dopo da soli lasciamo perdere. Complimenti con le mie e ci vediamo domenica che c'è il derby con il Valli. C'è da festeggiare. No, beh, ma chiaro, Però però che abbiamo fatto una bella impresa già così. bravo. Dopo sai che con questa card potrai scegliere le tue highlights migliore se hai qualche dubbio in merito. Grazie. Credo tu vai pure lì Per andare a festeggiare con i tuoi compagni, finalmente anche noi possiamo dire è finita la prima giornata, ci aspetta un succulento piatto di bigoli, c'è da provare tutti i sughi qua del super team Giorgione, perché se noi siamo qua a metterci la faccia e nel mio caso anche il fisico, lui è un po' più magro di me, abbastanza, c'è da dire che c'è tutto un contorno dietro, c'è Futsal Veneto TV con Roblox che vi sta regalando le dirette live di questa partita, ci sono tutti i ragazzi, gli addetti, no, i ragazzi della FIGC, il più giovane Osvaldo Bonoro è già andato a letto, c'è tutto il team Giorgione dietro le quinte con il mangiare, insomma c'è una grandissima emozione e questo era solo il primo giorno, i primi quarti di finale, ripetiamo domenica avremo Arzignano un'attività, se vuoi seguire Valli Mestre Felice, ma domani ci sarà un grandissimo spettacolo perché ci sono in campo le migliori 8 del C1 e dovremo aspettarci ancora tante emozioni, Udino. Sì, anche domani ci aspetta una grandissima giornata qui alla Bel Bottei Arena e abbiamo delle squadre di C1 appunto che si affronteranno, ci aspettiamo sempre di vedere uno spettacolo come quello visto oggi qui alla Bel Bottei e vi aspettiamo ancora in diretta su LND con la partecipazione di Roblox e quindi noi vi salutiamo, vi ringraziamo per essere stati con noi. E direi che andiamo a festeggiare con Mestre Fenice perché sono giovani, quindi anche le mamme sono giovani, salutiamo anche a casa, salutiamo grande Michele Di Giambattista che mi sta facendo vedere, era l'indice quello Michele mi pare no, allora Stefano Testoni e Udino Baggio che solo per il cognome vale la pena stargli a fianco, appuntamento domani qui live pochi minuti prima delle 14 per l'intro di Cosmos 9 Futsal Godego. Ciao, Ciao a notte.